Buonasera a tutti, bentornati in diretta, linea 131, dopo i 2 giorni di pausa dovuti alle festività di Pasqua. Torniamo in diretta, sempre su Facebook, 131.com e Villa Cidro Info. Anche oggi puntata dedicata un po' alla Marcord, diciamo così. I nostri due ospiti sono due ospiti di peso da questo punto di vista. Vado subito a presentarli. A sinistra Mario Ielpo, ex portiere del Cagliari, Milan, Genoa, Lazio, insomma tante cose per Mario Ielpo, che oggi fa anche l'avvocato, ricordiamolo, una cosa non da tralasciare, soprattutto perché nel mondo del calcio non è cosa semplice. A destra invece il collega e amico Nando Di Giovanni, coordinatore editoriale di Serie A, Operazione Nostalgia. Insomma, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Assolutamente adeguato alla puntata di oggi. E poi, come sempre, in audio i nostri Roberto Pinna, Matteo Porco, Matteo Zizzola e Andrea Ferrari, che saluto. Ciao ragazzi. Ciao. Quanto avete mangiato in questa Pasqua? O è stato un giorno come gli altri, visto che tanto è sembrata comunque un giorno normale di quarantena? Tu, frati, sei tenuto ligio al tuo dovere? Benissimo, sì, assolutamente. Puoi immaginare, assolutamente. Esatto. Possiamo chiederlo anche ai nostri ospiti. Mario, che Pasqua e Pasquetta è stata per te? No, sai, qua siamo ormai chiusi in casa da un mese, non so, ho perso quindi noi abbiamo mangiato poco, però nonostante questo ho fatto onore alla tua presentazione, quindi sono veramente un ospite di peso, perché il mio peso sta lievitando in maniera oltre ogni limite. Ho toccato i 95,6 ieri sera, che sono vette mai raggiunte. Ecco, ricordiamo da giocatore quanto pesavi? Di peso, diciamo, nella maturità 82, 83. Insomma, una cosa da poco, direi. Nando, tu quanti chili hai preso? Io invece, che se ne dica, e nonostante il mio dispositivo non sia fornito di grandangolo, sto tentando disperatamente di seguire i dettami di quella che sia una dieta e stranamente sto riuscendo, ma fidatevi che è vero, sto riuscendo in quell'intento. Però ho un po' di arrosticini che non te li vuoi mangiare. Certo. Appunto, ricordiamo, io e Nando ci conosciamo da più di 10 anni, quindi insomma mi fa piacere tra l'altro averlo oggi ospite nelle vesti appunto di coordinatore editoriale del periodico oramai Serie A Operazione Nostalgia. Sì. Insomma, quale miglior ospite di Mario Ielpo per invitarti, direi, Nando, anche perché insomma quando ti ho detto c'è Mario in trasmissione, tu hai sono sgattaiolato subito davanti al computer. E come si fa a non cogliere un'occasione del genere? Anche perché diciamo che un po' la passione che ci accompagna sin da quando siamo piccini, da quando avevamo i capelli in testa, che adesso sono ricresciuti da un'altra parte, e insomma l'opportunità di avere un grandissimo portiere, insomma, come Mario, che è stato poi protagonista assoluto di quella cavalcata fantastica verso la Coppa UEFA del 1993. E io, da piccino che ero, giustamente essendo di Pescara, in quell'anno seguivo il Pescara, che ahimè versava in altre condizioni, una retrocessione fantasmagorica con un record negativo di punti che ci ricordiamo tutti, però presi a simpatia, insomma, quel Cagliari, anche perché c'erano giocatori come Francescoli, Herrera, che titillavano la mia fantasia, e ci si accorse, almeno noi dall'altra parte dell'Appennino ci accorgemmo di quella che era una squadra che poi era fantastica e che l'anno dopo fece anche venire i capelli bianchi all'Inter, alla Juve e ad altre squadre. Ecco, chiederei subito a Mario, siccome stiamo vedendo anche le immagini del suo pianto a fine partita, sostituito prima della fine. Non le vedo queste immagini. Tu non lo vedi, ma lo vedono i nostri spettatori. E dicevo, le lacrime di Mario a fine partita, sostituito dal fido vice Nicola Di Bitonto. Appunto perché tu, insieme ad altri protagonisti di quella meravigliosa squadra, poi non siete potuti godere la Coppa UEFA. Raccontaci un po', insomma, qualcosa di quella giornata, prima di andare poi a ripercorrere tutta la tua carriera in rossoblù. Ma sai, quella fu una giornata particolare, perché fui sostituito qualche minuto dalla fine, quindi
per salutare il pubblico, e poi me la ricordo anch'io ancora quell'immagine, ce l'ho da qualche parte, seduto in panchina che piangevo. Per me lasciare la Sardegna e il Cagliari è stato un grandissimo dolore, l'ho detto anche ieri nello special sui 50 anni dello scudetto del Cagliari, dove mi hanno invitato a partecipare, a ricordare un po' quei tempi. Quando nel periodo ho fatto 6 anni al Cagliari, 5 anni degli Orrui, i miei rinnovi contrattuali, che bene o male erano quasi tutti annuali, e quindi ogni anno si andava in scadenza di contratto, forse un anno ho fatto 2 anni, non mi ricordo. Erano fatti così in 5 minuti sulla parola, dici più di questo non possiamo, vabbè grazie, arrivederci, e finiva lì una trattativa. Non ho mai avuto un procuratore per i primi 5 anni degli Orru, e il sesto anno purtroppo con il cambio di presidenza Cellino ha dato un'impronta diversa alla gestione della società, come poi sono dimostrato quell'anno, se lo sono andato via io, andato via Festa, andato via Francescoli, insomma tutta una serie di AD eccellenti che molto probabilmente sono anche dovuti a questo cambio di proprietà, e quindi in me c'era questa enorme tristezza. Insomma, io mi sono sentito, sono diventato uomo, sono diventato calciatore a Cagliari, quindi per me andare via era veramente contro, insomma, quello che erano i miei sentimenti. Poi dopo la vita purtroppo ti impone altre cose, però se devo dire, io il momento più bello di Cagliari non è stato quello, perché sì, la Coppa UEFA forse perché poi andavo via, quindi avevo anche altri come dire, insomma, pensieri per la testa, però l'immagine che a me rimarrà sempre di Cagliari è quando abbiamo vinto il campionato di Serie B. Tornando, noi eravamo andati a giocare in continente, per usare la frase che ho imparato negli anni di Cagliari, non mi ricordo, forse eravamo a Pisa, adesso non mi ricordo, sì, secondo me Pisa eravamo, con 2 aeretti piccolini a elica, 2 perché penso quanto erano piccoli, in uno non c'entrava la squadra, quindi dovevamo averne 2, perché sai, i collegamenti da Cagliari sono sempre difficoltosi se non vai in un grande centro, e quindi ritorno con questi aeretti, con una fila di tifosi senza soluzione di continuità, dall'aeroporto di Elmas fino alla città, e poi dopo siamo usciti dall'aeroporto con i blindati dei carabinieri aperti sopra, fregato delle botole, questi blindati dei carabinieri sopra, aperte le botole, e noi che salutavamo la folla dalle botole che sta. Questa è l'immagine che più mi è rimasta di Cagliari, è questa. Immagini sicuramente di un calcio che fu, si può dire così, perché chiaramente è tanto diverse da quello che vediamo adesso, ma il nostro Matteo Zizzola ha raccontato qualche giorno fa proprio Pisa-Cagliari, giusto Matteo? Sì, Pisa-Cagliari, non mi ricordo esattamente la data, comunque era 2 giornate dalla fine, il Cagliari raggiunse la promozione matematica proprio a Pisa, Jelpo subì un rigore di Incocciati, fece un paio di parate decisive anche sul 2-1 per il Pisa. Erano 10.000 i tifosi nell'occasione, dicono le cronache, che vi aspettavano a Cagliari, erano 3.000 a Pisa, che erano andati fino a Pisa per seguire la squadra. Insomma, una giornata indimenticabile per tutti i tifosi, e quindi anche per Jelp e per i giocatori che erano presenti. Poi fu la giornata più bella, perché per la prima volta sentimmo, come dire, quel fantasma del Cagliari di Riva andare via da Cagliari. Fino a quel momento chi giocava nel Cagliari sentiva, come dire, che c'era dalla C, è arrivato in Coppa UEFA, e il ritorno in Serie A è stato finalmente, da quel momento in avanti non ho più sentito i tifosi del Cagliari citare lo scudetto, la squadra di Riva, poi dopo piano piano si ritorna, no? Però in quel momento finalmente eravamo riusciti a far dimenticare al Cagliari quella grande parentesi, insomma, di calcio un po' minore o negativo che era stato. Ecco, la mia domanda, Mario, è: qual è stato l'anno più difficile dei tuoi 6 anni cagliaritani?
il primo anno della Serie C, quello insomma... Sì, sicuramente il primo anno della Serie C avevo anche un problema al ginocchio, poi mi sono operato a fine stagione al ginocchio, ho fatto tutta la stagione con un dolerino stupido, però poi sai, psicologicamente le cose non vanno bene. Il Cagliari, quando sono arrivato a Cagliari, feci il primo allenamento con Gigi Riva, che non era neanche nell'organigramma del Cagliari, era lì perché non si sapeva come fare allenamento. Fra un po' si è portato lì i palloni da casa per farci fare allenamento, cioè, tutto è iniziato in maniera molto difficile, poi la prima partita non giocai bene a Cosenza, ho fatto un errore su un cross, quindi poi entri subito insomma un po' nel ciclone come portiere eccetera, e sicuramente la mia partita, il momento difficile del Cagliari è stato quello lì. So che avevano anche dei dubbi nel confermarmi per l'anno successivo, e so che su questo Bertola, Sergio, che era il mio allenatore e che mi insomma convinse a puntare ancora su di me perché ci vedeva qualcosa. Poi la prima partita dell'anno dopo, fuori casa, non mi ricordo dove, in Sud Italia, forse a Catanzaro, non mi ricordo, Cosenza, forse Cosenza. Sono stato un migliore in campo, diciamo tra virgolette, perché non esageriamo, però ho fatto una bellissima partita e da lì è cambiato tutto, è stato tutto in discesa tranne un piccolo inizio del primo anno in Serie A, dove insomma le cose non andavano bene per nessuno di noi e anche per me. Poi dopo partito sempre, non voglio dire, non lo so se perché parlo, però abbiamo fatto in Serie C con Ranieri, oltre a vincere il campionato, miglior difesa della Serie C, Serie B con Ranieri, miglior difesa della Serie B, primo anno di Serie A aveva tanti problemi eccetera eccetera, secondo anno di Serie A ci hanno regalato, senza offesa all'inizio, non voglio nominare, abbiamo avuto dei problemi, poi è arrivato Mazzone e le cose sono cambiate. Il terzo anno di Serie A, miglior difesa della Serie A, con un gol subito solo in più del Milan, cioè seconda miglior difesa, Milan miglior difesa, che è stato sempre miglior difesa in quegli anni storicamente, quindi insomma, come vedi le cose per il portiere sono andate bene. Nella B ho vinto il miglior portiere della Serie B, che come sono stato premiato il miglior portiere della Serie B, quindi insomma non ho avuto più problemi a parte del primo anno. Ecco, hai parlato di Claudio Ranieri. Insomma, si dice spesso che chiaramente il segreto principale di quel Cagliari fosse veramente mister Ranieri, che tra l'altro continua ad allenare nonostante sia passato qualche anno da allora. Insomma, è proprio così, cioè era veramente così importante, così potente, diciamo, la mano di Ranieri su di voi? No, sicuramente, per noi è stato un maestro di calcio e anche per molti di noi un padre, e comunque anche dal punto di vista psicologico lui è un tipo molto tosto, però anche molto tranquillo, riflessivo, direi, più che tranquillo, direi riflessivo. Per esempio io che invece ho un carattere molto irruento, mi ha molto aiutato a limare questi problemi, l'irruenza che poi alla fine non sempre è utile nello sport, quindi devo dire che ho comunque degli sport di squadra dove devi imparare anche le dinamiche del gruppo eccetera, quindi Ranieri è secondo me un grandissimo allenatore. Io sai che faccio un po' di meno adesso l'opinionista televisivo per Tele Lombardia, adesso per Milan TV, e quando è capitato, siccome ha avuto, come dire, questa etichetta di perdente da sempre, dicevo ma scusate, ma forse voi parlate di un'altra persona. Ranieri ha fatto risultati ovunque è andato, e se non ha vinto fino all'Eister, no, poi con l'Eister li ha zitti di tutti, ma se non ha vinto è perché non aveva in mano le carte vincenti, cioè lui ha fatto delle imprese, cioè, a parte la doppia promozione nostra, noi adesso per dirlo in C avevamo l'anno di Ranieri, poi alla fine sulla carta avevamo una squadra forte perché dentro c'erano gente come io, Festa, per dire che siamo andati al Milan e all'Inter dopo, quindi cioè, gente che
in quel momento non aveva ancora il nome o non era ancora affermata, ma di valore. Però avevamo un centravanti di Serie C come Coppola, che era uno che non aveva grandissima qualità per giocare in Serie A magari, però in C era tanta roba, era un giocatore vero, che quando lo sentivi era De Paola, un altro giocatore, avevamo Giovannelli che poi in Serie B insomma, non ci ha seguito eccetera, ma Giovannelli è un altro leader incredibile, un giocatore che veramente, perché fisicamente era un po' sovrappeso, poi magari caratterialmente aveva qualche limite, ma a giocare a calcio è un fenomeno per il suo ruolo. Quindi avevamo giocatori importanti, ma in B abbiamo vinto, con tutto il rispetto dei miei compagni, la Serie B con la sigaretta in bocca, perché veramente abbiamo vinta in scioltezza. Avanti avevamo Paolino e Provitali, ragazzi. Sì, no, ma infatti su questo poi ti chiederò, ragazzi, anche dopo. non voglio perché poi Paolino è stato un giocatore con dei limiti, adesso io non voglio giudicare gli altri, è sempre brutto, però alla fine le carriere sono quelle. Bibi Provitali aveva i numeri, poi si è perso per altre ragioni. Bibi aveva i numeri, Ranieri è stato bravissimo a farlo rendere, ma lui aveva i numeri. Però insomma, rispetto alle altre squadre che avevano, cioè Coppola era più forte, non ce l'avevamo più, non so, non mi ricordo perché non c'era, però insomma voglio dire, non ce l'avevamo più, ragazzi. Roberto? Ranieri è un fenomeno. Però voi non sapete l'aneddoto, forse lo sapete, ma ve lo dico io. Tutti i campionati che abbiamo vinto con Ranieri, e ci metto ovviamente anche la salvezza, perché quella salvezza fu una vittoria, come una vittoria per un campionato, si sono verificate la data di raggiungimento dell'obiettivo è intervenuta sempre la settimana di Santa Rita. Poi vabbè che chiaramente i campionati finiscono a maggio e Santa Rita cade a maggio, però noi abbiamo vinto in anticipo la settimana di Santa Rita e come credo qualcuno di voi saprà, Ranieri si inventò questa cosa, che poi io ho incontrato Ranieri un mese fa, per esempio una cosa per la celebrazione del Cagliari che sta facendo Sky, e mi ha ricordato che lì ci ha portato anche il Chelsea, cioè si inventò questa cosa di portare in ritiro il Cagliari a Rocca Morena, paese sperduto nell'Appennino centrale dell'Italia, in Umbria, che è il paese nativo di Santa Rita da Cascia, che non è nata a Cascia, ma questa frazione che mette Santa Rita da Cascia è già, diciamo, in pianura, tra virgolette, e Rocca Morena è proprio arrampicata sulla montagna e ci portò lì, e quindi diciamo la Santa ci ha fatto sempre la grazia di vincere il campionato a settimana della sua e Claudio, che insomma, è abbastanza, credo, posso dire, credente, ha fatto sempre la messa di ringraziamento a Santa Rita. Quindi, Nando Di Giovanni, segnati queste cose, ho visto che stai già muovendo la mano, appunta, perché insomma poi ci vorrà anche un approfondimento su questo. Roberto? Visto che Mario ha parlato di Ranieri, io volevo chiederle un po' un parere sui vari allenatori che lui ha avuto, perché ha avuto oltre a Ranieri anche Mazzone, Capello, quindi Simoni, quindi tantissimi allenatori importanti. Ce n'è, oltre a questo aneddoto bello di Ranieri, qualcuno che ti ha lasciato qualcosa di particolare più degli altri? No, guarda, io ho avuto nella mia carriera 3 grandi allenatori, che sono quelli che tu hai citato. Secondo me sono 3 grandissimi allenatori. Ovviamente io sono più affezionato a Ranieri e Mazzone, perché con loro ero titolare, con Capello no, ho fatto quasi sempre panchina, anche se poi insomma lui mi ha fatto sempre sentire uno, diciamo, di titolare, anche se non giocavo, nel senso che nel Milan ci sono quelli che sono un po' fuori dal giro, no? Invece io quando si poteva ero in campo, nel senso ho fatto tutta la Coppa UEFA, l'anno della Coppa UEFA ho fatto tutta la Coppa UEFA titolare, sempre la Coppa Italia, tutte le amichevoli che nel Milan non sono amichevoli di secondo piano, giocavo sempre io. L'ultimo anno che ho fatto a Milan, prima di andare a Genova, e praticamente avevo quasi con tutte queste cose giocavo più partite io di Rossi, perché giocavo Coppa Italia, Coppa UEFA, tutte le amichevoli, alla fine erano quasi le stesse partite del campionato. E quindi
tutti e tre veramente grandi allenatori. Ovviamente Mazzone è l'allenatore che più ti colpisce dal punto di vista, come dire, aneddotico, perché è un allenatore particolare, molto sanguigno, che come dire, ha applicato al calcio la saggezza del contadino, se mi posso permettere il paragone, cioè lui ogni volta che tu la mettevi troppo sul complicato ti faceva con una battuta che però era, come dire, poi si poteva riscontrare in realtà la veridicità di quello che diceva la battuta, e ti riportava alle cose semplici del campo, e con quello credo che lui avesse veramente un'abilità particolare a far esprimere i giocatori. Una volta mi disse: no, ieri poco, ti ho preso che eri una 500, ti ho fatto diventare una Ferrari. E poi sapevo che lui andava in giro a dire a tutti che io ero il più forte portiere del mondo, ma come diceva poi di molti dei suoi giocatori, quelli su cui lui contava, no? E quindi mi diceva un po', quando eri un suo giocatore eri il più forte in quel ruolo del mondo. E per dire un'altra di Mazzone, perché su Mazzone io quando vado a Milan TV parlo sempre di Mazzone, perché tutti gli amici ce ne sarebbero mille, perché lui veramente una volta una parte lui voleva che il portiere comandasse molto la difesa. Io, come potete sentire, non ho una voce particolarmente forte, e se comincio a urlare mi va via immediatamente. È una partita importante, tesa, io comincio a urlare e penso di aver litigato con Cappioli, perché di solito ci litigavo. Da bravi romani, insomma. Sì, no, lui è mio fratello di calcio, però nel campo ci mandavamo a quel paese, e quindi ho fatto due urla più forti del previsto e mi è andata completamente unicato a fare un blocco completo. E negli spogliatoi del primo tempo entro e parlavo, ma non usciva niente, no? E Mazzone mi ha preso la crisi isterica. Adesso come facciamo? Adesso come facciamo? Adesso ripetiti qua, facciamo, è proprio una crisi isterica. Alla fine gli ho detto: mister, ho fatto capire come si può dire, cambiami, no. Che devo fare? Ed è finita la crisi isterica, ma ho detto cambiami, fine. Il grande Mazzone, il grande Caledo Mazzone. No. Nando? So esatto, io volevo fare io una domanda a Nando, proprio collegata alla domanda che abbiamo fatto a Mario, perché abbiamo parlato degli allenatori che ha avuto Mario, però vista la pagina che gestisce Nando, volevo chiedere qual è il suo allenatore magari degli anni 90 che gli è rimasto più impresso, quello a cui è più affezionato. Sicuramente diciamo che c'è una componente del cuore che fa sì, è sicuramente Zeman, perché diciamo che era troppo facile rispondere Zeman, ma era lui fondamentalmente perché, diciamo, era lui che rispondeva a tutti quei dettami che noi da piccoli, no, volevamo vedere, sai, le partite con tanti gol, ci volevamo divertire, poi insomma crescendo, andando avanti con gli anni e cercando di acquisire quelli che possono essere i primi rudimenti per un'analisi a 360 gradi e un po' più matura, possiamo definirla così. In lui è inevitabile che si vadano a concretizzare tutti quelli che sono gli stilemi e dettami che possono titillare l'ipotalamo, il mio in particolare. Perché nel senso lo vedevi nel Foggia che perdeva 8-2, vinceva 6-0, 4-0 e ti diverti. Dopo io ho avuto la fortuna di vederlo da vicino anche a Pescara in quell'annata meravigliosa con Insigne, Immobile e Verratti. Dove praticamente questo ti dico l'aneddoto. Ok, mi segno anche l'aneddoto. Quindi è inevitabile che Zeman rappresenti per me una sorta di dolmen nella mia cultura. Poi ho sempre seguito l'Inter perché amavo l'Inter, quindi non posso non voler bene ad un personaggio come Gigi Simoni, perché per me era proprio la rappresentazione di colui che con il lavoro, insomma, facendosi il mazzo, passatemi la parola facendosi,
E insomma lui alla fine ha predicato quel suo modo di fare, ha continuato imperterrito per tutta una carriera, magari raccogliendo anche meno di quello che avrebbe meritato, comunque crescendo sempre di più. L'abbiamo visto in Cremonese, e poi Napoli, poi l'Inter, e lì quando mi sono Lazio, visto... con me io l'ho avuto la Lazio. Ah, è vero, anche alla Lazio. Quindi per me, insomma, non posso non voler bene a... Fece un grande errore, però poi. E che errore fece a questo punto in tema di aneddoti? No, fece un errore, ma non per me, ma per bontà, perché lui è un grande signore. Persona così non si può non volere bene. Come allenatore io ero troppo piccolo per giudicarlo, non lo so, fu un'annata molto difficile, perché noi, pensa, alla prima partita che fecemmo, che dovevamo fare all'Olimpico, non so se era di campionato o addirittura un amichevole precampionato, noi riuscimmo a raggiungere lo stadio in Serie B, era in Serie B, perché i tifosi erano talmente entusiasti della squadra che c'era l'assembramento di 50.000 persone che bloccavano il pullman. Siamo dovuti andare a piedi allo stadio l'ultimo tragitto perché il pullman non riusciva a raggiungere lo stadio. Da lì invece poi abbiamo fatto un'annata schifosa, dove tutti i titolari comprati per giocare, che erano tutti gente famosa eccetera, andarono male. Io facevo il secondo portiere, avevo solo giocato in C con Siena, vincendo il campionato anche lì, perché io ho vinto tutti i campionati professionistici, non penso che ce ne siano molti, dalla C2 alla Coppa dei Campioni, e quindi era il secondo portiere, gli altri andavano male, a un certo punto mi fa giocare a me. Io gioco 5 partite, prendo gol solo sul rigore. Poi dopo lui dice vabbè, ma il titolare che era Malgioglio, facciamo rigiocare lui, un'altra che era bravissima persona, facciamo rigiocare lui perché se no lo brucio, no? Io avevo 20 anni, tanto io ho giocato sempre bene, che te devo dire, lo fa giocare la prima partita così, la seconda partita Lazio-Vicenza in casa, a sto tirone combina i tutti i colori, fa 2 delle papere, tutto lo stadio lo fischia, io ragazzino di Roma, nato nella Lazio, gioca bene tutte le partite, prende gol solo sul rigore, eccetera eccetera, fai giocare quell'altro, ti fa perdere la partita con 2 errori che fa il portiere capita, tutto lo stadio ce l'ha con lui, esce dallo stadio, si toglie la maglia, sputa sulla maglia, sì, è vero, e da lì non l'ho più visto, e andavo via da Roma direttamente, quindi poi ho giocato tutto il campionato io, ma lì fece un errore per bontà Simone, perché non doveva aspettare che io giocassi male una partita, cioè qualcosa, invece è voluto andare contro la corrente, e non si va contro la corrente. Effettivamente. E invece ti voglio raccontare di quel Pescara di Zeman. Eccoci. Appunto, perché ci devi l'aneddoto di Esatto. prima. L'aneddoto è questo: a un certo punto un mio amico, non mi ricordo quale, io l'ho già ritirato, mi fa: oh, guarda il Pescara, c'ha dentro un giocatore fenomenale, e mi dice il nome. Io mi metto con lei, non so, settimana dopo a guardare la partita del Pescara, non mi ricordo assolutamente di chi mi ha parlato. Non ricordo, vedo sta partita e poi richiamo questo mio amico e dico: cazzo, ma c'è proprio ragione, quell'Insigne è un fenomeno, cazzo, veramente un giocatore incredibile. E mi fa: guarda che io ti avevo detto di guardare Immobile. Cioè, quindi quella squadra c'erano dei fenomeni. Quello era meraviglioso quel sì, ma però aveva dentro, è come il nostro Cagliari in C, aveva dentro dei giocatori che erano dei fenomeni, ma nessuno lo sapeva, perché erano all'inizio, anche per me Zeman sono diventati fenomeni sicuramente, sì. Però avevano dentro un valore che non era, cioè, era buona la Coppa dei Campioni, perché Immobile e Insigne sono giocatori della Coppa dei Campioni. A voglia. Nessuno lo sapeva che in quel momento dovevano giocare la Coppa dei Campioni, però lo erano già, magari un pochino di meno, perché non so. Quindi no, ma poi lui per me, cioè poi a me piaceva talmente tanto, perché no, cioè, esaltava le squadre di gregari, cioè con noi al Pescara, adesso scusatemi se faccio questa discussione abruzzocentrica, questa digressione, però purtroppo, diciamo.
questa digressione ho giocato sempre contro Zeman nella mia carriera, dalla C del Licata fino alla Serie A Foggia, tutto, sempre contro, però noi ci ritrovavamo con giocatori che da noi sembravano dei fenomeni, Cascione, Romagnoli, Zanon, allora, ed era bello proprio per questo, perché era l'esemplificazione che con il lavoro, l'applicazione, il sacrificio e seguendo una guida come quella di Zeman, un ragazzo può coronare dei sogni, giocare in Serie B, vincere il campionato e quant'altro. Fine del comunicato. No, per finire su Zeman, a me non mi piace il suo gioco. No, io ci ho giocato contro sempre praticamente nella mia carriera. Quando andavi fuori casa da loro dovevi sempre metterti l'elmetto, e quando vedevi la partita, quando la partita era facile, normalmente era così. Però a parte che insomma, quando sono cambiate le regole del fuorigioco, la sua tattica lui è un po' rimasto indietro, nel senso che non si poteva più sì, per carità, in quella maniera lì. Però devo dire che sai che il tam tam dei giocatori, cioè non ho mai sentito un giocatore parlare male di Zeman, mai. Questo vuol dire tanto, sicuramente. Matteo Porcu, che ci legge qualche domanda che è arrivata per Mario, magari anche per Nando, non lo so. Matteo. Sì, tra le tante arrivate leggo quella di Walter. Vorrei chiedere al grande Yelpo chi sono i 3 giocatori più forti con cui ha giocato, a parte l'inarrivabile Lentini. Un commento un po' di parte. Perché guarda che io non so se ho giocato con Lentini, la verità è questa. Perché partendo dall'incipit, come incipit la fine della domanda dell'ascoltatore, purtroppo io ho giocato con Lentini un mese, perché mi ricordo come se fosse oggi, noi giocavamo un amichevole a Genova contro la Samp, poi fine ritiro, diciamo, il Milan faceva dei ritiri particolari perché si andava sempre in giro a giocare più che ritiri precampionato, poi dopo c'erano liberi tutti e lui andò via da Genova con la macchina e ebbe il famoso incidente. Dopo era un altro giocatore. Dopo, in allenamento era pericoloso quando era iniziato a giocare Gigi, bisogna sapere questo, nel senso che non riusciva a fermarsi in tempo, non aveva la coordinazione i primi mesi, cioè ha dovuto ricominciare veramente da zero. Quindi Gigi prima l'ho visto non da compagno ma insomma da avversario, era un fenomeno. Dopo l'incidente è diventato un giocatore normale. Ma per venire invece alla domanda, io l'ho sempre detto e sorprendendo molti, io ho avuto come compagno, come avversario, sono uno dei principali artefici, coprotagonisti delle cassette di Van Basten, no? Perché mi ha fatto e ho avuto anche come compagno, anche se anche lui insomma nel momento dell'infortunio eccetera. Quindi sicuramente Van Basten non si può discutere, però non è stato veramente un mio compagno, è stato più un avversario, l'avversario più forte contro cui ho giocato insieme a Maradona. Io ho avuto la fortuna di giocare la prima partita in Italia di Maradona, fu Siena-Napoli, amichevole a Siena, e prima partita in Italia di Maradona, quindi ci ho giocato contro lì, poi ci ho giocato contro il Coppa Italia con la Lazio. Sicuramente Maradona e Van Basten sono fenomeni. Dopodiché a questi aggiungerei quello che, insomma, dei giocatori che veramente devono stare i miei compagni più forti con cui ho giocato, Francescoli, e questo ho sempre meravigliato perché ho avuto dei compagni di squadra, cioè UEA, Desai, il primo anno di Desai al Milan poteva da solo fermare tutti gli avversari, cosa incredibile. Però il più grande giocatore, insomma, quello che ti ispira la fantasia eccetera, con cui ho giocato lui, e dopodiché il più grande atleta bianco con cui io ho mai giocato e che secondo me è il più grande giocatore italiano della storia, Paolo Maldini, con cui mi onoro ancora oggi di giocare a tennis, gioco spesso con lui, ma e ancora adesso io gioco a tennis spesso e ancora mi emoziona, ogni tanto quando vedo da lontano, quando ci sto a giocare a tennis no, anche ma quando arrivo al campo lo vedo, mi emoziona ancora. È una cosa impressionante, sarà il mio compagno di squadra, mio amico, eccetera, però per me è talmente inarrivabile che quando lo vedo ogni tanto cioè da lontano mi emoziono, finché non entro, come dire, in sintonia da vicino, da lontano lo vedo ancora, lo vedo e dico cavolo, Maldini. Però insomma, io Enzo Francescoli noi in Italia non l'abbiamo conosciuto bene,
Lui è arrivato al Cagliari il primo anno, non so se vi ricordate, dove stentò un po', a parte che quell'anno stentammo tutti, come ti ho detto anch'io, quell'anno lì all'inizio tutti facevamo fatica, perché oltre alle difficoltà della squadra, di ambientamento per lui particolari, poi si scoprì, lui si lamentava tutto l'anno, aveva sempre un livido dietro al polpaccio, no? E si lamentava che non stava bene, poi alla fine dell'anno ha fatto dei controlli, aveva un'infrazione al perone. Lui ha giocato tutta la stagione con l'inflazione. E poi dopo, però, gli altri anni, specialmente l'ultimo anno, il terzo mio, hanno via anche Francesco, appunto l'ultimo anno del suo al Cagliari fece una stagione inarrivabile. Mi ricordo a Torino, rinvio mio, quella ancora a Palombella, no? Con le mani, poi il calcio del portiere, quindi Palombella che arriva, stopper del Torino. Benedetti, vi ricordate il biondo di mano? Lui gli saltava davanti, Francesco, gli era stoppato di petto, perché loro cercavano di prendere il destra. Ecco, visto che stiamo parlando anche di ricordi, invece vorrei fare con Mario un salto nel presente per chiedergli di due portieri del Cagliari, perché poi a Cagliari adesso c'è un po' di dualismo tra Olsen e Cragno, quindi vorrei avere anche un po' la tua, e dalla faccia penso di aver già capito quale sarà la risposta, ma un parere magari su Zenga, che dovrà guadagnarsi la conferma in caso il campionato riprendesse, ecco. Su? Zenga che fa? Lo so, questo non lo so. No, beh, il nuovo allenatore del Cagliari. Aspetta, lo sapevo mica. Quando è arrivata l'allenatore del Cagliari? Non fuori da questa cosa. È una primizia di febbraio. Di febbraio. Ma quante partite ha fatto al Cagliari? Ditemi questa cosa. 0. Ancora 0 ovviamente. Dopo io mi sono scollegato, quindi non ho fatto, cavolo, sono rimasto, sai che non lo sapevo, cavolo. E quindi di Zega vuoi sapere come allenatore o come portiere, come allenatore? Come allenatore. Allora, per quanto riguarda il dualismo Cragno-Olsen, che dualismo? Si parla di Cragno al Milan e io ho detto magari arrivasse. Non lo so se adesso ha avuto l'infortunio grave, come è ritornato dall'infortunio, insomma non lo so, però parliamo di prima dell'infortunio. Secondo me, mi sembrava Ielpo 2019, cioè nel senso l'evoluzione, il meglio di come giocavo io, mi piace tantissimo, cioè veramente mi rivedo tantissimo in lui. Chiaramente sono passati 30 anni, chi dice che i giocatori del passato sono più forti dei giocatori adesso dice sempre delle stupidaggini. Gli atleti vanno sempre migliorando, sono tutti sempre in miglioramento, perché si affina dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico c'è un'evoluzione sconvolgente della preparazione, quindi la parte fisica è sempre meglio adesso di prima, sarà sempre in evoluzione, quindi Cragno è l'evoluzione di me, secondo me, quindi io stravedo per lui e gli auguro ogni bene. L'altro è forte, un buon portiere, però brutto a vedersi, alto, non mi piace. La tocca in punta di fioretto. Che devo fare? Non so. Bisogna anche essere, come dire, sì. Onesti. Ma è Zenga allenatore invece? È buono, ottimo portiere, però se io devo dire che mi piace, come prima abbiamo sentito parlare di Zema, ognuno ha i suoi amori. A me quel tipo di portiere non mi piace. Mi piace Cragno, mi piace Meret, dopo Meret adesso non gioca, no? Mi piacciono quelli. Zenga allenatore è un punto interrogativo, secondo me, punto interrogativo. Il Cagliari, insomma, l'ho visto l'ultima partita col Milan, ho visto un Cagliari che non era quello d'inizio del campionato. Era diventata una squadra borghese, prima era una squadra garibaldina che metteva tutti in difficoltà, invece l'ultima partita che ho visto col Milan era una squadra borghese che pensava di giocare bene e così di dare, come dire, la bambola all'avversario giocando bene. No, il Cagliari deve essere una squadra garibaldina che va all'assalto e ha perso quello spirito nel corso del campionato. Se lo possa ritrovare con Zenga non lo so, però certo il Cagliari è una situazione di classifica che c'è poco da, insomma,
ormai è entrato in quel limbo, no? Non può andare nessuno giù. Però è una scommessa, perché la carriera di Zini allenatore è una carriera cioè non è una carriera di uno stato sicuro, ecco. Sicuramente diciamo che più che altro si deve capire se riuscirà poi anche a esordire sulla panchina del Cagliari Walter Zenga, visto che potrebbe vivere questa paradossale situazione di essere l'allenatore del Cagliari, ma senza potersi sedere in panchina, visto che il campionato è ancora fermo. Passerei però adesso a Nando, e insomma, un po' per parlare di Serie A Operazione Nostalgia, perché effettivamente è un sito, una pagina, insomma una realtà che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e insomma, crea una sorta di magia del passato, possiamo dire così. Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che è un progetto che nasce da diverso tempo, possiamo dire quasi per scherzo, per un divertissement, che poi alla fine è andato a toccare, diciamo, gli animi più puri e quelli ancestrali che comunque, a prescindere dall'età, insomma, anche quando si cresce, comunque il famosissimo fanciullo interiore che è all'interno di noi, no? Insomma, si fa sempre sentire, sempre a gran voce, e il calcio ovviamente una chiave per farlo risaltare sempre di più. Questo progetto, che è nato a Milano per mano di Andrea Bini e Luca Valentino, che saluto fra l'altro, e ci stanno sentendo, è nato semplicemente con l'intento di rimettere insieme quelli che erano i miti dei nostri album di figurine, delle riviste patinate, del quotidiano, cercare e si è creato tutto questo, chiamiamolo non coacervo, però si è creato tutta questa massa critica che non veniva esplicitata in maniera soddisfacente, no, dal calcio attuale, perché sai che si è un po' declinato il prototipo del giocatore androide, mentre invece prima diciamo c'era quella chiave di genuinità che adesso pensiamo, comunque è pensiero comune, che è andato un po' a decadere, no? E insomma è nato questo progetto, è andato avanti con gli anni e man mano è cresciuto sempre di più, perché diciamo che questo sentimento che si covava non era semplicemente espressione di 2 o 3 persone, ma di veramente di migliaia, che poi sono diventate centinaia di migliaia, sino a finire adesso siamo ad oltre 1 milione di mi piace. E sono stati organizzati anche diversi eventi. C'è stato l'evento prima di Milano in piazza San Babila, poi c'è stato l'evento c'è stato l'evento a Nardò, c'è stato l'evento a Parma, e l'ultimo c'è stato a Cesena, dove addirittura siamo riusciti a riempire il Manuzzi con 12.000 persone. E la cosa bellissima di tutto ciò è stato che c'era il Manuzzi, che era un mosaico di colori irripetibile. C'erano Del Piero in campo, Hierro, Davids, Recoba, ed era fantastico vedere tutta questa passione fotografata all'interno di una scacchiera multicolore, con io ad esempio ero sugli spalti con la maglia del Palermo che abbracciavo un ragazzo del Catania, e sotto di me c'erano dei ragazzi di Bari abbracciati con dei ragazzi di Foggia, no? È tutto bello vedere che sotto questa egida della nostalgia praticamente ci si va a riscoprire quella che è la radice, l'anima più pura, cioè la passione per il calcio e il divertimento e tutte quelle belle sensazioni che si scatenano ogni qualvolta un pallone rotola sul campo. E se poi si parla degli anni 90 è anche meglio. Sì, poi soprattutto diciamo che il periodo di riferimento idealmente è quello che va dal 90 al 2006, quindi Yelpo ci entra proprio alla grande. Però diciamo che poi man mano che siamo cresciuti abbiamo cercato di dare una visione sempre più panoramica di tutto quello che c'è intorno, cioè poi non il ricorso ostinato alla nostalgia
col solito cliché, ma prima era più figo, adesso invece no. No, invece noi cerchiamo di dare una visione critica a tutto quel che ci circonda, cercare anche di attualizzare la nostalgia per trovarne spunti, perché si è andati a finire in questo punto, in cosa si è migliorato, ad esempio in che cosa si è peggiorato e quant'altro. E oltre abbiamo a... visto una c'è il sfilata sito. di campioni incredibile, cioè, tra Sì, l'altro è stato maglie, fantastico. come È dicevi stato tu. Volevo fantastico. chiedere su questo proprio a Mario. Mario, tu hai conservato qualche maglia del tuo periodo da calciatore, magari anche i primi anni dei Cagliari? No, niente. Non credo, mia moglie è terribile, ha fatto piazza pulita di tutto, o perché le abbiamo le regalate, o non ho grandi maglie, forse ho qualcosa a casa mia dei miei genitori a Roma, della Lazio, che invece mia madre è una grande, non butta niente, la casa... Bisogna conservare tutto. Ho le Non divise si della sa mai. Lazio, qualche maglia della Lazio potrei averla, ma da quando sto con mia moglie qua si butta tutto. Sì. Matteo Zizzola, so che hai una domanda per Mario. Sì, volevo chiedere a Mario se ha mai avuto un rimpianto di non aver mai raggiunto la nazionale. Appena ce l'ho avuto, no? L'anno appunto di Mazzone se ne parlava, poi c'era Marchegiani, per esempio a Cagliari, mi ricordo ci fu una partita dell'Italia, forse Italia-Svizzera, dove l'Italia perse malamente con un paio di errori di Marchegiani, io ero stato a vedere la partita, anzi sono andato via anche prima perché insomma hanno cominciato a intonare i cori che gli in nazionale, perché, quello era un po' il momento in cui però avevo già 30 anni e io ho un po' perso il treno perché insomma, la mia carriera da questo punto di vista è stata un po' frenata da Lazio l'anno dopo di quello che abbiamo raccontato di Simoni, dove io ho giocato tutto il giorno di ritorno benissimo. Adesso, io non sono un falso modesto, poi non giocavo male, giocavo benissimo. E poi l'anno dopo ancora ci fu la penalizzazione di -9, la società che poi era passata nelle mani dei Calleri, che anche lì non erano proprio gente che insomma, come dire, si faceva troppi problemi a cambiare i giocatori o fare, per dirla così. Ho voluto prendere Terraneo, ho fatto il secondo portiere, lì ho perso un po' il treno, sono dovuto partire l'anno dopo ancora da Cagliari, dalla C, un po' di rimpianto di non esserci mai, ecco, più che altro di non poter, come dire, così, poter dire sono stato almeno un giorno in nazionale, quello un po' sì. Adesso dove ci vanno tutti, basta che giochi la partita e ti chiamano un pochettino. Matteo, domanda, come si dice? Soddisfatta la risposta? Sì. Sì, assolutamente sì. La scuola italiana dei portieri è sempre stata abbastanza ricca, quindi diciamo che era difficile anche per Jelpo, vista anche che veniva dal Cagliari, Serie B, Serie C, insomma, non era una situazione facile. Quando ha eccelso nell'anno del raggiungimento dell'UEFA, come ha detto lui, aveva già 30 anni, e a quell'epoca 30 anni, anche se era un portiere, erano abbastanza. Tra l'altro volevo buttare un nome. Pagliuca. Esatto, c'era Pagliuca, c'era Marchegiani, si era Italia-Svizzera, 2-2. Volevo buttare un nome a Nando perché ha parlato di Operazione Nostalgia, ma se non mi sbaglio tutto iniziò con Cleto Polonia, giusto? Sì, Galeotto fu Cleto Polonia. Sì, perché diciamo che lui un po', vedi, rappresentava, era un po' l'archetipo, l'identikit del calciatore nostalgico. No, che non un nome altisonante, non un nome che ha vinto coppe e campioni, però una presenza fissa nell'album Panini che ci ha accompagnato durante la nostra infanzia e adolescenza, inconsapevolmente per Cleto, poi adesso consapevolmente, visto che è diventato anche un nostro amico. Praticamente quella è la matrice da cui parte tutto quanto. Per fortuna, insomma, tutto questo treno che si è avviato pian piano 5 anni fa adesso sta procedendo a ritmi più che spediti, tant'è che adesso abbiamo il sito operazionenostalgia.com e casualmente abbiamo anche il magazine. Questa è la prima copertina incorniciata che esce in edicole, è un bimestrale, quindi insomma
e lì poi si parlerà, fra l'altro, in questo numero che uscirà a breve, nei prossimi giorni, anche di Cagliari, inevitabilmente, dei 100 anni della fondazione, dei 50 anni dello scudetto. Assolutamente sì. Matteo Porcu, con qualche domandina che è arrivata. Eccomi, sì, altre domande. Daniele ci chiede che ricordo ha a Mario, che ricordo ha di Massimiliano Cappioli e se la punizione 2 con Bernardini la provate già in allenamento, la famosa punizione. Sicuramente sì. Cappio, come ho detto prima, per me è un fratello minore, lui era il più piccolo del gruppo, lo venivano lui, lo Vitali, c'era anche, oddio, non mi ricordo più come si chiama, uno stopper biondo, mi ricordo la faccia e la fisionomia, non mi ricordo più. Mauro Valentini. No, Mauro Valentini. No, forse Pacioni. Esatto. No, Valentini è stato praticamente non un fratello minore, ma un fratello gemello per me, perché Un fratello diciamo, coetaneo, diciamo. no, io stavo sempre con Mauro, anche quando dopo è venuto a Bergamo, io ero a Milan, lui a Bergamo, mi si continua a guardarsi, finché lui non è tornato poi dopo Sud Italia, diciamo, Centro Italia. No, io stravedevo per Mauro. Cappio stravedevo anche per Cappio, un fratello minore che ne combinava una al secondo, grandissimo talento, quindi insomma no, veramente un giocatore importante. In quanto riguarda la punizione, ovviamente la provavamo in allenamento e l'idea è venuta fuori perché Cappio sia in partita che in allenamento al volo faceva dei gol incredibili, mentre lui da fermo con la palla ferma bassa, il suo tiro era un tiro normale, invece al volo faceva dei tiri impressionanti. E allora è venuta fuori questa idea, scusa, facciamo così, Lucio, tu gli alzi Bernardini e tu tiri al volo. E questo insomma, all'inizio fecero un sacco di gol così, poi dopo la cosa andava un po', come dire, perdendosi. So che anche la Roma qualche volta ci ha provato, però sono andato un po' perdendosi questo modo di battere le punizioni. No, ma all'inizio fu molto efficace. Matteo ancora? Sì, un'altra domanda ce la fa Nicola. Cosa pensa Mario di quando tra i pali rossoblu prese posto Valerio Fiori al suo posto? Che è un copione. Valerio gli voglio bene, però voglio dire, ha fatto tutte le cose che ho fatto io 2 anni dopo. Cioè lui, io Lazio. la Lazio e lui è arrivato dopo. Milan. Per confermare quello che sta dicendo, forse ci sarà anche tra 2 giorni, quindi poi dopo insomma ha avuto le sue storie e poi dopo appunto è venuto al Milan, come sono venuto al Milan io, poi è laureato in legge, non so se forse ha fatto anche l'esame d'avvocato, di questo non mi ricordo, comunque è laureato in legge anche lui. No, l'ho incontrato da poco, insomma ci siamo sempre incrociati, ecco, io 2 vagoni avanti sullo stesso treno e lui 2 vagoni dietro, però insomma abbiamo fatto queste carriere così, ovviamente credo che insomma, il mio impatto sul Cagliari sia stato diverso del suo. E anche la permanenza poi chiaramente in rossoblu, sì, perché tu sei rimasto anche molto di più rispetto a Fiori. Tra l'altro abbiamo parlato prima di Valentini, bisogna ricordare che Andrea, il figlio di Mauro Valentini, ha scritto per noi, ha collaborato con noi con la sua rubrica Ultimo Tango a Cagliari, perché è veramente una gran bella penna Andrea, e quindi io lo saluto perché sicuramente ci sta guardando o ci ha guardato in questi giorni. Matteo, altre domande? Sì, no, più che altro c'è un ricordo di Roberto e ha detto che lui era un malato di Sorrentino e Mario è riuscito a farglielo dimenticare. Sulle uscite dei piedi era imbattibile. Sorrentino figlio, no? Sorrentino padre. Sì, io Sorrentino giocatore portiere me lo ricordo poco. So che insomma lui ha avuto una grande storia a Cagliari, ma più di questo non mi ricordo le caratteristiche che aveva come giocatore. Il figlio ha fatto una grandissima carriera, veramente il prototipo del portiere affidabile, veramente non un campionissimo, perché insomma mancava qualcosa dal punto di vista fisico per essere
così dominante come i portieri di primissimo livello, ma insomma appena sotto quelli veramente complimenti. Va bene, direi che siamo in chiusura perché anche l'orario è giusto. Volevo solo dire al nostro Nando che Vito Zurichici Rubino Rikici, sì. ci scrive: vorrei sottolineare che il giornalista, quindi sta parlando di te, Sì. si presentò al mio matrimonio con la maglietta di Cascione, che si sappia. Ecco, questo insomma ci tenevo. È vero, è vero. Ci tenevo È vero. a farlo Hai fatto sapere a bene tutta a Italia, sottolinearlo. visto che Grazie. insomma chiaramente Hanno pure fatto entrare. Mi hanno anche fatto entrare quel giorno. Il grave è quello. Lo so, Esatto, infatti la esatto. colpa è loro, non certo mia. No, Matteo Porco, forse c'è l'ultima domanda, giusto? Sì, era più Matteo? una curiosità mia questa volta. Vai. Volevo tornare proprio all'attualità e volevo chiedere a Mario cosa pensa del ruolo nell'evoluzione del ruolo del portiere. Adesso è una sorta di regista basso. Se lui magari sarebbe stato capace a farlo. No, io Risposta magari- caustica. No, voglio dire, se mi avessero detto da bambino, magari che bisognava giocare così avrei imparato come ho imparato il resto, però io di sinistro non sono capace, di destro qualcosa so fare, eccetera, però insomma non sono per niente all'altezza rispetto a quelli di ora e secondo me è veramente uno dei motivi per cui il calcio italiano non vince più niente è la pazzia che ha preso gli allenatori italiani di scimmiottare in maniera italiana e al modo nostro, cioè andando poi a cavillare questo tipo di gioco, a cavillare senza andare fino in fondo proprio questo tipo di possesso palla, portandolo da un possesso palla alto come era quello di Guardiola, cioè scimmiottare Guardiola, copiare i due giocatori più forti della storia del calcio insieme, Xavi e Iniesta, copiarli in maniera senza senso con questo possesso palla, secondo me è un modo di giocare completamente sbagliato, presuntuoso, che io vorrei fare come lui, come il nostro amico ha fatto questo. Cos'è il tuo? Un blog? Come lo si definisce? No, è proprio una pagina Facebook e magazine sia online che in edicola. Scusami, sono un po' fuori da queste cose. No, figurati, non ti preoccupare. Ecco, bisognerebbe farlo contro questo modo di giocare, perché vi lancio lì una provocazione. Questo presuppone, cioè il possesso palla dietro, quando tu chiedi all'allenatore perché lo fanno, ti dicono per far uscire l'avversario, così io poi c'ho campo dietro, loro vengono, esco così, bim bum bam, ok? Questo presuppone che o l'avversario sia un tuo alleato, oppure che siano dei cerebrolesi. No, scusa, perché tu dici faccio una tattica che ha come premessa che l'avversario faccia quello che voglio io, cioè mi venga a pressare. Certo. Se il pressing favorisce la tua ripartenza, la tua velocità bassa, lo spazio ti vai a prendere di là, chi è che sceglie di fare il pressing? Tu o loro? Loro. Quindi se loro vengono perché gli conviene a loro, ti prendono la palla e ti fanno gol. Adesso i pozzi fanno quasi solo così, rubando la palla lì e andando dentro. Quindi questa è un assurdo logico, perché l'avversario avrebbe una cosa semplice per far venire meno questa cosa: non ti venga a pressare. Quindi se ti viene a pressare lo fa perché il vantaggio è il pressing, non il giro palla. E la logica dice questo. Se no uno dei due è presuntuoso. Cioè, o è presuntuosa la squadra che fa il pressing perché vuole fare il pressing contro 11 Maradona, o è presuntuosa invece la squadra che fa possesso palla e non è in grado di farlo. E di solito è questa la versione. E mi sa che è proprio così. Sì. Bene, chiudiamo ringraziando davvero Mario Ielpo per essere stato con noi e Nando Di Giovanni di Grazie Serie A a voi, per ragazzi. Nostalgia. È stato un piacere, È arrivederci. stata una bella puntata, alla prossima, ricca di aneddoti, davvero, è stata davvero interessante, grazie ragazzi. Noi chiudiamo a voi. ricordando che domani torniamo sempre qui, linea 131, ore 19, 131.com, Villa Cidro Info. Buona serata e a domani.